Ok, buongiorno a tutti. Come state? Ok? Come è andato Natale? Tutto ottimo, bene. Ok, fine anno, stiamo qua in un nuovo culto, offrire un culto al nostro Dio e abbiamo questo momento di gioia per noi perché Dio è stato con noi questo anno. Apriamo le nostre Bibbie, Atti capitolo 20. E è un testo un po' strano per un fine anno, ma vorrei lasciarvi questo brano qua. Tante volte finire un anno, finire una tappa, un periodo della nostra vita è molto importante. E questo brano qua, l'Apostolo Paolo ci insegna dei principi molto interessanti. Atti capitolo 20, versetto 22 in poi. Atti capitolo 20, dal versetto 22 in poi. Dice così: ed ecco, che ora legato dallo Spirito vado a Gerusalemme senza sapere le cose che là mi accadranno. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Dopo il versetto 37. Tutti scoppiarono in gran pianto e si gettarono al collo di Paolo e lo baciarono. Quando leggiamo questo brano qua, io pensando, quando finisce una storia, ci sono delle cose importanti nella nostra vita. Finire un anno, finire una tappa. E lui qua stava finendo praticamente la sua vita di un missionário, ma ci sono dei punti importanti nella nostra storia che noi dobbiamo valutare. Come è andato quest'anno? Come eu posso fare una valutazione di questo anno? Come è andata la mia storia, la mia vita? Come eu posso valutare la mia vita? Tutte le mie responsabilità. E dei punti importanti, Paulo sapeva que estava andando em catena, estava andando a Jerusalém, não sapeva que coisa poteva succedere, e o Espírito Santo era con lui, ma lui aveva una visione. E lui non ha abbandonato mai una chiamata che Dio lo ha dato. Lui aveva una chiamata, e nonostante le difficoltà, lui la manteneva com fermezza. E tante volte nella nostra vita noi abbiamo una chiamata, una responsabilità, e finisce un anno, che cosa abbiamo fatto con questa chiamata? Finisce un anno, che cosa abbiamo fatto con le nostre responsabilità? In questo periodo è importante di sapere che stiamo finendo un periodo. E come è andato quest'anno? L'altro punto importante di Paolo in questa storia è che lui aveva la coscienza tranquilla. Nonostante che era in catena, lui stava andando tranquillo a Gerusalemme, perché tutto quello che lui doveva fare, lui ha fatto. Ossia, finire un anno con la coscienza tranquilla, che non ho nessun debito, che non ho nessuna causa in debito, che ho sistemato la mia vita con tutti i fratelli, con tutte le persone, che la mia vita è andata liscia, oppure quando ho sbagliato, ho sistemato le cose, io finisco un anno con la coscienza tranquilla. E Paulo stava andando a Gerusalemme con la coscienza tranquilla. E l'ultimo punto era quest'ultimo versetto che abbiamo letto. La gente piangeva perché lui stava andando via. La bellezza di una camminata con Dio è avere delle persone intorno a noi. Finire un anno con nuovi amici, finire un anno con nuovi rapporti, finire un anno con un gruppo di persone che soffrono con noi. In quel momento Paulo stava andando a Gerusalemme, ma c'era tanta gente che piangeva con lui, si inginocchiavano lì in pianto. Ossia o valore di avere delle persone intorno a noi. Questo anno, come è andato il nostro rapporto con le persone? È cresciuto? Fortificato? Abbiamo mantenuto solo gli stessi amici o abbiamo cresciuto in amicizia? Mantenere la visione, coscienza tranquilla e sapere che avere rapporti umani è prezioso, è finire bene un anno. E adesso, oggi è il nostro penultimo culto, Capodanno staremo ancora qua, e che noi possiamo fare una autovalutazione. Come è andato questo anno? Preghiamo? Nosso Padre, grazie. Quando c'è una storia di Paolo che stava finendo una storia di un missionario che quando era libero stava predicando.
che quando era in carcere stava predicando. E quanto è interessante vedere, Padre, quando finisce un anno, avere la coscienza tranquilla, mantenere la visione e avere un gruppo di persone intorno a noi. Grazie, Padre, perché quando finiamo questo anno possiamo fare una autovalutazione, un sguardo indietro e possiamo dire: sono grato a te, perché tutto quello che tu mi hai dato da fare, io ho fatto con le mie mani, io ho fatto con tutto quello che tu mi hai desiderato, con la qualità dei tuoi progetti. Grazie, Padre, perché questa responsabilità tu ci hai donato e abbiamo mantenuto. Mantenere la visione, essere responsabili, avere la coscienza tranquilla, Padre, e avere delle persone intorno a noi, che questa preziosità possa abbondare nella nostra vita. Ti ringrazio, Padre, per questo culto che offriamo a te e che possiamo vivere, Padre, con la gioia in te. È per te, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? Che questo ultimo dell'anno possa essere un momento di vedere quello che abbiamo fatto e vedere anche le benedizioni che Dio ha fatto nella nostra vita, ringraziare Dio per tutte le benedizioni che ci ha dato. Questo è anche il momento di salutarci. Per quelle persone che sono appena arrivate, chi è a destra vada a sinistra, chi è a sinistra vada a destra. Sono ancora sicura che la persona che è dietro di te tu non sai chi sia, oppure non hai ancora salutato oggi. Questo è il momento adatto per farlo. Vedo la gloria del Signore oggi qui, la sua mano, il suo potere su me. I cieli aperti oggi contemplerò, la sua gloria oggi qui scenderà. Vedo la gloria del Signore oggi qui, la sua mano, il suo potere su me. I cieli aperti oggi contemplerò, la sua gloria oggi qui scenderà. Voglio vedere adesso il suo potere, la sua gloria, la mia vita inondare. Alzo le mani e lo riceverò, loderò il suo nome, perché sento il suo potere su me. Amen. Cantiamo insieme. Vedo la gloria del Signore oggi qui, la sua mano, il suo potere su me. I cieli aperti oggi contemplerò, la sua gloria oggi qui scenderà. Vedo la gloria del Signore oggi qui, la sua mano, il suo potere su me. I cieli aperti oggi contemplerò, la sua gloria oggi qui scenderà. Voglio vedere adesso il suo potere, la sua gloria, la mia vita inondare. Alzo le mani e lo riceverò, loderò il suo nome, loderò il suo nome, loderò il suo nome, perché sento il suo potere su me. Amen. Facciamo un applauso al nostro Dio. Amen. Continuiamo ad adorare il nostro Signore.
Ti ringraziamo, Padre, per tutto quello che tu hai fatto durante quest'anno. Ti ringraziamo perché nonostante tutto, Padre, tu ci hai accudito come figli. Ti ringraziamo perché sappiamo che tu continuerai a farlo durante quest'anno, Padre. Ti ringraziamo per l'offerta che tu ci hai dato. Ti ringraziamo perché tu ci hai dato tuo figlio, Padre. Ti ringraziamo perché abbiamo appena festeggiato Natale, Padre, ci siamo ricordati che tu ci hai donato questo incredibile regalo, Padre. Ti ringraziamo, Padre, perché tu sei qui in mezzo a noi, che la tua presenza possa essere sentita, Padre, qui in mezzo a noi, che noi possiamo celebrarti, ringraziarti per questo grande dono. Lui non aveva alcuna bellezza o maestà che potesse attrarci. Lui non aveva nessuna apparenza fu rifiutato fra le persone, ciò nonostante portò i miei dolori. Il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. L'offerta per la colpa lui la presentò per esaudire il Creatore. Lui morì affinché la sua luce in noi potesse brillare. Il figlio dell'amor si consegnò per potermi salvare. Fu rifiutato fra le persone, ciò nonostante portò i miei dolori. Il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. L'offerta per la colpa lui la presentò per esaudire il Creatore. Lui morì affinché la sua luce in noi potesse brillare. Il figlio dell'amor si consegnò per potermi salvare. Tu sei l'agnello che per i nostri peccati fu calpestato senza dir una parola sola. Al dolor si arrese fino alla morte. Egli versò la sua vita provando l'ira amara, dando la sua dolce grazia e perdonarci vita. Fu rifiutato fra le persone, ciò nonostante portò i miei dolori. Il suo castigo ci dà pace e la
la speranza non svanirà. L'offerta per la colpa lui la presentò, per esaudire il creatore lui morì, affinché la sua luce in noi potesse brillare. Il figlio dell'amor si consegnò per potermi salvare. Tu sei l'agnello che per i nostri peccati fu calpestato senza dir una parola sola, al dolor si arrese fino alla morte. Egli versò la sua vita, provando l'ira amara, dando la sua dolce grazia e perdonarci vita. Padre, ti prego che questa mattina possiamo rincontrarti. Se c'è qualcuno che durante la settimana, Padre, non ti ha sentito, che questo sia il momento di congiungere il Figlio al Padre, Padre. Ti ringraziamo perché tu sei qui in mezzo a noi, Padre. Ti prego di parlare ai cuori delle persone che ti cercano, Padre, di parlare ai nostri cuori, che questa mattina noi possiamo sentire la tua voce suave. Al Signore che regna su noi. Alleluia, alleluia, al Signore che regna su noi. Signore che regna su noi. Alleluia, Santo, Santo è il Signore, Dio grande. Degno è l'agnello
Padre, ti ringraziamo per questo momento, Padre, che tu possa aprire i nostri cuori, aprire le nostre menti, Padre, per ricevere la tua parola. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, Padre, che tu possa benedire il predicatore, Padre, che tu possa benedire anche le persone che ci stanno ascoltando, Padre, da casa, che la parola possa venire chiara a noi, possa venire chiara alle persone che ci stanno seguendo, Padre, che la tua parola possa venire diretta ai nostri cuori. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Amen, quante belle cose che abbiamo cantato al nostro Dio. È l'ultima domenica del 2025, come ha detto il Pastor Kai all'inizio, e è il momento di fare un po' un bilancio di quest'anno, no? Io ti invito un po' a ripercorrere quello che è stato il tuo anno e ti chiedo, è stato un buon anno per te il 2025? Oppure è stato un anno complicato? C'è stato un intervento qualche tempo fa di un politico del nostro paese che ha detto che sì, il 2025 è stato un anno complesso e che il 2026 lo sarà ancora di più. Siamo in un'epoca molto strana del mondo. Leggevo online qualche giorno fa dei commenti che dicevano che dal Covid in poi sembra che tutto sia diverso. Sembra che il mondo giri in modo diverso dalla pandemia e forse anche noi ci siamo resi conto di questo. Vediamo che il mondo sembra più confuso, più disperato, sembra che non ci sia una direzione. Non so se ci siamo resi conto di questo nella nostra vita, nella vita delle persone attorno a noi, nei social, vedere quanto dubbio, quanta desolazione c'è. E alle volte anche noi ci troviamo apparentemente senza punti di riferimento, soprattutto quando apriamo il nostro telefono, apriamo la televisione, vediamo notizie disastrose. Questo non è una novità, i telegiornali sono sempre stati molto negativi, ma noi vediamo anche nei nostri social un flusso costante di notizie negative e vediamo una situazione che sembra davvero oscura e sembra quasi che più le cose vanno avanti, più scivoliamo in giù, in una spirale, più la situazione diventa complessa. Ci sforziamo, perché sono sicuro che tutti noi qua dentro, nel nostro campo, abbiamo lavorato duramente quest'anno, ma sembra quasi che noi lavoriamo con la stessa intensità e portiamo a casa meno frutti. Portiamo a casa meno soldi, portiamo a casa meno certezze. Si parla spesso di noi giovani, del futuro, della pensione, del costruirsi una casa. E sembra davvero che il futuro di fronte a noi sia negativo. E quindi io potrei chiedere chi qui dentro pensa che domani sarà meglio di oggi, che tra 10 anni saremo più felici di come siamo oggi. Magari se avessi fatto questa domanda 50 anni fa, chiedo a chi è più che 50 anni qua dentro, magari la risposta sarebbe stata, beh sì, io mi immagino che negli anni 60, gli anni 70 saranno più belli, e così via, e così via. Ma oggi se io chiedo ai giovani chi si immagina tra 10 anni un futuro roseo e felice, magari i giovani fanno, e anche quelli un po' più anziani. Ma in questo mondo che gira e sembra non dare punti di riferimento né speranze, un punto fermo ce lo abbiamo. E lo abbiamo festeggiato appena 3 giorni fa. Il 25 di dicembre abbiamo festeggiato il Natale, la nascita del nostro Signore Gesù Cristo. E Lui è il nostro punto fermo, la nostra speranza, il Vangelo. Cristo è nato, Dio si è fatto uomo, è stato compiuto il più grande miracolo di tutta la storia. E quindi, mentre al culto di Capodanno faccio un'anticipazione su quello di cui parlerà il pastore, guarderemo in avanti, guarderemo al 2026, quest'oggi noi vogliamo guardare al 2025. Certo ci sono state tante difficoltà, ma anche tante gioie. Abbiamo avuto matrimoni, abbiamo avuto nascite, abbiamo avuto case nuove, lavori nuovi, tante situazioni di gioia. La Chiesa è cresciuta, ci sono stati momenti dolorosi anche all'interno della Chiesa, ma anche tanti momenti di gioia.
Se non vi viene in mente nemmeno un momento felice, dopo chiedete alle persone attorno a voi cosa è successo di bello durante quest'anno. E quindi per ripercorrere quest'anno sono voluto partire da un brano biblico che ripercorre il punto centrale della storia umana e della vita cristiana, la resurrezione di Cristo. Perché tante cose succedono, ma quello su cui dobbiamo soffermare la nostra mente e che dobbiamo ricordare è l'azione di Cristo e portare nel nostro cuore una singola parola: grazie. Grazie Gesù. Leggiamo dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 15. Tenete il dito lì perché servirà a saltare da un versetto all'altro. Partiamo dal versetto 1. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto invano. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito e che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. Versetto 12. Ora, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra di voi dicono che non c'è resurrezione dei morti? Ma se non vi è resurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione e vana è pure la nostra fede. Versetto 20. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Versetto 51. Ecco, io vi do un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati, in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Preghiamo insieme. Signore, noi ti ringraziamo per il tuo sacrificio sulla croce. Ti ringraziamo per averci creato, Padre. Ti ringraziamo perché noi siamo qui, perché tu ci hai chiamati a te. Ti ringraziamo per la tua preziosa salvezza. Ti ringraziamo per le benedizioni che rinnovi ogni giorno su di noi. E ti ringraziamo, Padre, anche per questa lode, per questa parola. Ti prego, Padre, che tu possa aprire i nostri cuori, che tu possa trasformarci con questa parola, che il tuo Spirito Santo, Signore, possa essere presente in questa stanza, che possa soffiare nei nostri cuori, che possa convincerci di quello che la tua parola dice, della tua verità. Nel nome di Gesù, amen. Dio desidera la nostra salvezza. Questo è un punto di partenza della parola. Dio desidera che noi siamo uniti a Lui e per unirci a Lui, Lui ha mandato il suo amato Figlio qui sulla terra. La morte e la resurrezione di Cristo sono un evento epocale, un evento che ha cambiato il corso della storia. Ma noi dobbiamo fare molta attenzione, perché molto spesso quando si parla del dolore, di situazioni difficili, di lutti, di malattie, di momenti devastanti nella nostra vita, nella vita cristiana puntiamo spesso alla croce e alle volte sembra che il desiderio sia di sminuire la nostra esperienza. A volte sembra che nelle nostre dinamiche familiari noi facciamo gara a chi sta peggio. Questo capita molto spesso tra genitori e figli, no? Il figlio si lamenta e il genitore dice: ah, tu non sai quali sono le vere fatiche della vita, ti dico io. E tra fratelli e nel lavoro, in tante situazioni facciamo gara a chi sta peggio. Come dire, il tuo dolore non conta perché il mio è più grande. Quante volte abbiamo vissuto queste situazioni? A volte anche all'interno delle coppie, delle amicizie. E questo non è il messaggio della croce. La croce non vuol dire: ah sì, guarda che
Dio è andato sulla croce, Gesù se l'è passata peggio di te, quindi stai zitto, stai muto, obbedisci a quello che Dio ti comanda e non osare lamentarti, perché io sono andato sulla croce, quindi tu sei in debito con me e non ti puoi lamentare. È un ricatto questo, un ricatto emotivo, non funziona così il nostro Dio. Qual è l'immagine che tu hai di Dio? È un Dio che ti dice di tacere quando soffri o è un Dio che ti accoglie? Leggiamo dal Vangelo di Luca, capitolo 4, versetto 18. Questo è Cristo che è entrato in una sinagoga e sta predicando su se stesso, su quello che Isaia diceva di lui. Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere, e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Egli prese a dir loro: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Cristo è venuto a evangelizzare, ad annunziare la liberazione, il recupero della vista, a liberare e a proclamare l'anno accettevole. Cristo è venuto a guarire, è venuto a liberare ed è venuto per risorgere i morti. Efesini 2, versetto 1. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. E questo è il Vangelo. Gesù non è venuto per prendere delle creature buone, ma che sbagliavano ogni tanto e renderle perfette. Non è venuto a fare questo. Cristo è venuto da delle creature morte nel loro peccato, innamorate del peccato, felici di peccare, che siamo noi, e le ha risuscitate, le ha stravolte. Ha fatto morire la nostra vecchia natura e ci ha dato una nuova natura. Giusto? È questo che dice la parola. Noi siamo nuove creature. Cristo ci ha reso nuove creature. E uno può credere o non credere in Cristo, ma questo non cambia il fatto che Cristo è veramente venuto. Magari tu dici: no, non mi interessa, tutto questo non è vero. Conosciamo tante persone che dicono: ah, Gesù non è mai esistito, Dio non esiste, queste cose non esistono, ma la loro incredulità non cancella il fatto che Cristo è una figura storica, che se noi potessimo tornare indietro nel tempo, nell'Israele di quel tempo, vedremmo Cristo fare esattamente quello che la parola dice che faceva, perché Cristo è Dio e Dio è veritiero e Cristo ha detto che questo ha fatto e questo è avvenuto. Cristo è nato, l'abbiamo festeggiato a Natale, è morto e risorto, questo lo celebreremo a Pasqua, per riscattare l'umanità, ha pagato il peccato con il suo sangue. E Paolo lo dice nel brano che abbiamo letto all'inizio: se questo non è vero, se Cristo non è risorto, noi cristiani siamo i più miseri tra i miseri e le persone attorno a noi hanno il diritto di prenderci in giro, perché noi viviamo una vita di sacrificio, una vita dando la priorità agli altri sopra noi stessi, una vita negando i desideri della nostra carne, seguendo una promessa che è falsa, seguendo un Dio che non è veramente Dio, un morto che è semplicemente morto e non è mai risorto. Paolo dice: se è così, noi siamo i più miseri tra i miseri. Ma non è così. Ma non è così. Cristo è risorto per tutti noi. E noi abbiamo questa grande verità con cui combattere, che noi non siamo capaci di salvarci dalla morte. Certo, possiamo prendere medicine, possiamo fare diete, possiamo avere le cure di ogni genere, avere medici e ospedali, che sono cose meravigliose, possiamo allungare la nostra vita, possiamo rendere più piacevole la nostra vita, ma tutti noi avremo a che fare con la morte. Nessuno di noi può sfuggire alla morte. Questo noi possiamo rallentarlo, possiamo spingere via la morte, ma la parola dice che la data è fissata da prima che nasciamo. Nessuno di noi può sfuggire alla morte, perché quando nasciamo nel peccato e il prezzo del peccato è la morte. Noi abbiamo in noi una carne malvagia, una carne che desidera il peccato, e lo vediamo nella nostra vita. Lo dice anche Paolo: quante cose che noi non vorremmo fare ma le facciamo. Quante cose possiamo guardare indietro nel nostro passato e abbassare lo sguardo con vergogna. Non c'è alcun bene in noi. Prima della salvezza di Cristo il bene ci disgustava e noi lo vediamo. È come se nel mondo ci fossero tantissime persone che
detestano il bene, sono disgustate dal bene. Non solo amano il male, ma non solo amano il male, ma odiano il bene, detestano il bene. Quelli eravamo anche noi. Chiunque non è rigenerato da Cristo è così. Ma in Cristo abbiamo la vita e il perdono, non per nostro merito, non perché io sono bravo e ho imparato che cos'è il bene e che cos'è il male, ma perché Cristo mi ha rigenerato. Io non ero una creatura buona ma difettosa, io ero una creatura cattiva e morta e Cristo mi ha risorto e mi ha dato una nuova vita. E a questo punto, come chiede il salmista in Salmi 116, 12, noi dobbiamo farci una sola domanda, la domanda che definisce la vita cristiana. 116, 12. Che potrò ricambiare al Signore per tutti i benefici che mi ha fatti? Quando guardo la croce, io giustamente mi devo sentire in debito e devo chiedermi che cosa posso fare per ricambiare al Signore, che cosa posso dargli in cambio della croce? E la risposta è molto semplice: niente. Non c'è nulla che io posso dare in cambio della croce. E da questo niente nasce l'unica parola che possiamo dire: grazie. È passato Natale, ci siamo dati i regali, soprattutto molti genitori danno regali ai loro bambini e non si aspettano che i bambini facciano un regalo a loro, giusto? A volte fanno qualcosa di piccolino, ma il bambino dice grazie. E così siamo anche noi. Questo è tutto ciò che possiamo dire a Dio, grazie. E questo è lo spirito che Cristo ci dà, lo spirito che ci chiede di avere, uno spirito di gratitudine, di lode, di adorazione. Abbiamo prima adorato insieme al nostro Dio, cantato a Lui, perché questa piccola lode è quello che noi gli possiamo dare, è quello che Lui vuole che gli diamo, perché Dio ha scelto di amarci, ha scelto di salvarci, di andare sulla croce per noi. E questo è il nucleo della nostra fede. Dio ha scelto, Dio è venuto, Dio ha teso la mano. Lui è venuto sulla croce, Lui è morto e risorto per darci una vita nuova, uno spirito nuovo. Lui ci ha reso capaci di amarlo e di seguirlo. Non abbiamo alcun merito. Qualcuno usava la metafora dell'uomo caduto in mare che sta annegando e arriva il suo Salvatore, qualcuno che tende la mano e dice prendi questa mano. La persona può scegliere di aggrapparsi o meno, ma la persona che stava annegando non può dire ma io ti ho aggrappato la mano, mi sono salvato da solo perché io mi sono aggrappato a te. Non funziona così. È Dio che ci ha salvati. Lui ci ha dato uno spirito capace di osservare la volontà del Padre. E di questo noi diciamo grazie. Il primo grazie di questa predica è: Cristo, grazie per quello che tu hai fatto. Ed è qualcosa che niente e nessuno può cancellare. E il secondo grazie è per quello che Cristo oggi fa. La croce è un evento passato. Cristo è già risorto, Cristo ha già sconfitto la morte e il peccato. In questo momento noi stiamo combattendo, ma tu stai combattendo nell'esercito che ha già vinto. Voglio che tu sappia questo: se sei un cristiano, tu stai combattendo sotto il Re che ha già vinto. Però l'opera di Cristo è in corso, quell'opera è conclusa, ma ci sono ancora cose che Lui sta facendo. E anche di questo siamo chiamati a essere grati, perché l'amore di Cristo non viene mai meno. Cristo ti ha amato da prima della tua nascita, ti ha messo qui dove sei. Se tu sei in questo luogo è perché Cristo ti ha messo qui, perché tu sei stato creato qua. Poteva crearti in Cina 1000 anni fa, ma ha scelto di crearti qui, in questo tempo, in questo luogo. Sappiamo dalla parola che Cristo sostiene ogni cosa, che tutto il creato esiste perché Cristo lo tiene insieme. E questo ci deve dare ammirazione, perché molto spesso noi abbiamo un'immagine limitata di Cristo. È il nostro Salvatore, è il nostro amico, ma Lui è anche il Re che tiene insieme l'universo. La parola dice che il Padre ha messo tutto ciò che esiste sotto i piedi di Cristo, che regna sovrano sul creato e sulla Chiesa. Lo sapevi che la Chiesa ha un Re? Che noi abbiamo un Re a cui noi rispondiamo? Efesini 5, 25 e 27. Un brano che mi piace spesso citare, perché Cristo è il capo, è lo sposo della nostra Chiesa. Mariti, amate le vostre mogli, scrive Paolo, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé,
gloriosa, senza macchie, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Questo è un lavoro che Cristo sta facendo sulla Chiesa, di cui tu fai parte. Usando la parola, Cristo purifica la sua Chiesa per renderla santa e irreprensibile. L'altra cosa che ci spiega il Nuovo Testamento è che Cristo è il nostro sommo sacerdote. Ogni giorno Lui intercede per noi. Cristo è il tuo avvocato difensore. Ogni giorno di fronte a ogni tuo errore Lui ti sta difendendo. Ebrei 7, 24 e 25. Egli invece, poiché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Perciò Egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive per sempre per intercedere per loro. Il nostro sommo sacerdote intercede per noi. Dopodiché Lui ci difende, Lui rafforza la sua Chiesa, la protegge dagli attacchi del nemico. Matteo 16, versetti 18 e 19. E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Sei convinto di questo? Satana non può sconfiggere la Chiesa, amen. La colpirà forte, la colpirà duro, la colpirà ovunque. Ci sono comunità che periranno, vediamo comunità venire schiacciate nella persecuzione, vediamo cristiani morire, perché anche questa è una promessa che Dio ci ha fatto. Chi mi seguirà soffrirà, dovrà portare la croce, sarà perseguitato, sarà odiato, famiglie saranno tagliate con la spada. Cristo non promette una vita agevole, ma promette vittoria. E non vincerò io perché sono bravo, vincerà Cristo, perché Cristo è il Re dei Re. Matteo 16, 19. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Poi vediamo negli Atti degli Apostoli che Cristo conduce l'evangelizzazione. Vediamo Paolo che viene deviato a destra e a sinistra da Cristo. Cristo conduce i nostri missionari, i loro passi sono guidati da Cristo. Ogni giorno Cristo usa la sua parola per trasformare i cuori di migliaia e migliaia di persone. Ci pensi che in questo momento nel mondo ci sono persone che stanno venendo raggiunte dal Vangelo, che stanno venendo salvate da Cristo attraverso la sua parola? È Lui che agisce usando la sua Chiesa. Noi siamo lo strumento nelle mani di Cristo e Lui con la sua potenza salva le persone. Gesù si occupa personalmente del nostro benessere e questo è un punto molto delicato, perché nella vostra vita, forse l'avete già incontrato, lo incontrerete, troverete il Vangelo della prosperità. Persone che vi raccontano che se sei cristiano non ti accadrà nulla di male. Se sei cristiano diventerai ricco, sarai benestante, la tua famiglia sarà unita, il tuo nome sarà rispettato. Ti vendono il cristianesimo come un prodotto, come qualcosa che ti migliorerà la vita qui sulla terra. Ma sappiamo che non è così. Guardate come ha vissuto Paolo. Leggete Atti degli Apostoli. Questo non è quello che promette Dio. Stiamo attenti a non mettere in bocca a Dio cose che non ha promesso. Ma Dio ha promesso che ci darà l'essenziale, che si prenderà cura di noi su quello che serve. Matteo 6, 30 fino a 34. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto più di voi, per voi, o gente di poca fede. Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccupa di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Cristo usa la Chiesa per venire incontro alle necessità. Quanti poveri vengono raggiunti ogni giorno dai cristiani? Quanti ospedali sono stati costruiti dalle chiese per venire incontro ai malati? Quante necessità ci sono nel mondo e Dio sta chiamando la Chiesa ad essere le sue mani in quelle situazioni. E vuole prendersi cura di ciascuno di noi. Questo è quello che Dio desidera fare. E inoltre ci dà una delle promesse più dolci e profonde della parola, la sua presenza. Matteo 18, 19 e 20.
E in verità vi dico anche, se 2 di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella cosa sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli, poiché dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, lì io sono in mezzo a loro. In che nome siamo riuniti noi oggi? Nel mio? In quello del Pastor Caio? Della Chiesa Agape? O siamo riuniti qui nel nome di Gesù? La promessa è che Gesù è in questa stanza, Gesù è in mezzo a noi. E a volte forse lo diamo per scontato, ma è una promessa meravigliosa. Gesù dice: io sono con te, io ti ascolto, io cammino a fianco a te, io sono nella tua Chiesa. E a questo noi diciamo: grazie Gesù. Grazie Gesù perché in questo momento sei in mezzo a noi, grazie perché ti prendi cura di ciascuno di noi e di ciascun nostro fratello e di nostra sorella sulla terra. Grazie Gesù perché tu salvi migliaia e migliaia di persone ogni giorno con la tua opera. Ringraziamo Gesù per tutto ciò che ci dà, ringraziamo Dio perché rinnova ogni giorno su di noi le sue benedizioni, anche se non le meritiamo, perché non le meritiamo. Ringraziamo Dio per tutti i peccati che ci perdona, ringraziamolo perché Lui continua a purificare e a condurre la sua Chiesa anche quando sbaglia in modo terribile. E quindi dopo essere stati grati per quello che Lui ha fatto, grati per quello che Lui fa, ora il terzo passo è essere grati a Cristo per quello che ha promesso che farà. L'opera di Cristo ha una dimensione futura e tornando al punto iniziale, quante cose brutte vediamo attorno a noi? Quante notizie terribili, quanti dolori, lutti, guerre. Di nuovo basta accendere un telegiornale, basta aprire un social e davvero ogni giorno sembra che la fine del mondo sia domani. Ogni giorno sembra che tutto sia per crollare. E quindi torno a quello che ho chiesto prima. Come possiamo guardare al nostro mondo e a essere sicuri che domani sarà meglio di oggi? Abbiamo paura, abbiamo disperazione, sentiamo questa profonda instabilità, perché ci eravamo riempiti di arroganza negli scorsi anni. Ci siamo sentiti forti, ricchi, in pace, ma Dio ci ricorda spesso che noi siamo fragili, siamo vanità, siamo come un vapore, basta poco, basta una malattia per renderci umili a letto, bisognosi come bambini di essere nutriti, di essere aiutati. Ogni giorno sembra veramente l'ultimo. Vediamo persone attorno a noi che fanno male agli altri per il loro ritorno personale, persone egoiste che distruggono il futuro per il presente. Noi ci rendiamo conto che il cuore umano è malvagio. Noi vediamo questa dimensione di peccato in noi e nelle altre persone, lo dimostriamo ogni giorno. Vediamo famiglie spezzate, vediamo guerre causate da avidità, da gloria personale, vediamo sfruttamento anche nei nostri luoghi di lavoro. Quanta avidità, quanta povertà, quanta sofferenza vediamo nelle persone attorno a noi. Noi vediamo uomini opprimere altri uomini, desideri malvagi. Io non ti pago perché preferisco tenermi i soldi, ti faccio lavorare gratis, ti faccio pagare molto di più l'affitto di quello che puoi perché desidero quel denaro. Quante situazioni così vediamo ogni giorno. Ma la promessa di Cristo è che Lui tornerà, un giorno tornerà e tutta questa malvagità sarà spazzata via una volta e per sempre. Torniamo a Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 24 e 26. Poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza, perché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Il secondo ritorno di Cristo non sarà piacevole per molte persone. Lo vediamo in Apocalisse, sarà un momento terribile, sembra davvero un film, leggendo quello che avviene in Apocalisse. Sarà un momento terribile, un momento di giudizio, ma il senso di Apocalisse per il credente è di gioia. Gioia, certo si parla di eventi terribili, si parla di una terra che viene sconquassata da terremoti, da malattie, da guerre, si parla di morte, si parla di distruzione, di guerre tra angeli e demoni. Ma Cristo promette vittoria, Cristo vince, l'Apocalisse finisce con la vittoria di Cristo.
Come abbiamo detto, noi siamo nell'esercito del vincitore. Questo è il senso di Apocalisse. Ci saranno momenti tremendi, ci sarà sofferenza, ma non dobbiamo perdere la speranza. Cristo è con noi. Cristo è con noi. Prima Corinzi 15, 51-54. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti moriremo, ma tutti saremo trasformati. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. Cristo vince la morte e ci dà un corpo immortale, un corpo eterno. Saremo nella sua presenza, saremo con Lui. Non pensare che Dio voglia cacciarti. Dio desidera che tu faccia parte del suo regno. Ha mandato Cristo sulla croce, ti ha dato la sua parola per darti uno spirito nuovo, per farti rivivere. Cristo è venuto per resuscitarti e per chiamarti a sé. Ti sembra questo un Dio che cerca il cavillo, che cerca la piccola regola per dire: ah no, tu non entri perché non mi è piaciuta quella cosa che hai fatto, tu non entri perché sei troppo basso, tu non entri perché non facevi un lavoro che mi piaceva. Non è questo il nostro Dio. Il nostro Dio è venuto per farci risorgere, per darci la salvezza, per toglierci da una vita dal peccato, metterci in una vita di santità e darci la salvezza. E Cristo è venuto per darti la mano e per portarti insieme a Lui in questo regno futuro di amore, di pace e di gioia. Apocalisse 21, versetti da 1 a 7. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, egli saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Questa non è una promessa di Emanuele. Questa non è una promessa della Chiesa Battista Agape. Questa è una promessa di Cristo. Questa è una promessa infallibile, parole fedeli e veritiere, di cui noi siamo i messaggeri. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Hai mai pensato che Cristo asciugherà personalmente le tue lacrime? Che Cristo toglierà ogni dolore dalla tua vita, che non dovrai più avere paura di perdere i tuoi cari, di perdere la tua vita, di soffrire, di star male. Questa è la promessa di Dio e Lui non mente. Oggi la vita è dolorosa, sì, oggi c'è sofferenza, c'è malattia, c'è morte, c'è senso di colpa, c'è rammarico, ci sono tantissime cose che ci addolorano, ma Cristo ci ha fatto una grande promessa, ci ha detto: io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Nel tuo dolore di oggi Cristo c'è. Quando ti senti in colpa, Cristo viene da te perché è pronto a pagare per quella colpa. Quando cadi nel peccato, Cristo è pronto a rialzarti, ripulirti e rimandarti lungo una via di santità. Cristo cammina con te, si prende cura di te e usa te per prenderti cura negli altri. E questo dolore di oggi, in cui Cristo è presente, finirà. E insieme a Cristo tu andrai in questo nuovo regno, con un nuovo corpo, con tutti i credenti, e sarà un regno di gioia, un regno di pace,
un regno di consolazione in cui Cristo regnerà e noi saremo con Lui. E questa è la terza cosa di cui noi dobbiamo essere grati alla fine di quest'anno. Quello che Cristo ha fatto, quello che Cristo sta facendo, quello che Cristo farà. Grazie Gesù, queste sono le nostre parole. Noi non possiamo conquistare nulla di quello che Cristo sta facendo, solo Lui può farlo. E noi possiamo solo essere grati che Lui ci ha dato questa salvezza. Per concludere, noi vogliamo ringraziare il nostro Dio. Grazie Gesù, grazie Dio. Queste sono le parole che io vi invito a rivolgere al Signore alla fine di quest'anno. Abbiamo tante sfide, abbiamo dolori molto intensi. Tutti noi abbiamo sofferto quest'anno. Ci sono state anche grandi gioie, certo, ma naturalmente sono i dolori che ci pesano. Le bollette e i costi ci tolgono la pace. Noi siamo preoccupati per il denaro. Come dicevamo, sembra che lavoriamo di più e portiamo a casa meno. Il domani non è sicuro. Siamo preoccupati per i nostri figli, per i nostri genitori, per le persone attorno a noi. Sentiamo notizie di guerre e di devastazione. Noi sappiamo che esistono situazioni nel mondo che potrebbero cancellare la nostra pace, il nostro stile di vita. Noi abbiamo paura di tutte queste cose, ma in tutte queste cose Cristo è presente. Cristo è con la Chiesa, in mezzo alle guerre, in mezzo alle persecuzioni, in mezzo alle malattie, in mezzo alla povertà, in mezzo al dolore. Cristo c'è. A te che oggi sei disperato, Cristo ricorda che Lui è presente. Cristo è con te. Cristo conduce la sua Chiesa ogni singolo giorno, in mezzo a ogni sfida. Cristo ci ha salvati e ogni giorno salva l'umanità. E di questo noi siamo grati. Dobbiamo essere grati di tutto questo. Cristo ci ha uniti a Lui. La Chiesa è la sua sposa e noi non potevamo fare questi da soli. E grazie a Cristo per aver fatto questo per noi. E per concludere, vi voglio invitare a sedervi a gruppetti di 2, di 3, se siete da soli avvicinatevi alle persone più vicine e avere un momento di ringraziamento. Vi invito a pregare con la persona a fianco a voi, con le persone a fianco a voi, per ringraziare Dio di quello che è successo quest'anno. Nelle tante sfide, nei tanti problemi, cerchiamo le benedizioni che Cristo ci ha dato. Ringraziamolo per la sua presenza. Se vedete che la persona è in difficoltà, sostenetela. Invito qua davanti il gruppo di lode per suonare, per accompagnare questo momento. Vi invito a ringraziare e a pregare per le persone che sono a fianco a voi.
Grazie Gesù per questa Chiesa. Grazie Signore per le grandi benedizioni che ci dai ogni singolo giorno, Signore. Grazie Signore per la tua preziosa salvezza. Grazie Signore perché tu sei andato sulla croce. Tu hai vissuto una vita perfetta e hai vissuto una morte perfetta, Signore, per pagare la mia imperfezione, per pagare il mio peccato. Signore, ti ringrazio perché io ero morto e per me era impossibile fare il bene, per me era impossibile essere degno del Padre. Tu, Signore, mi hai risorto, tu, Signore, mi hai reso degno, tu, Signore, mi hai portato alla presenza del Padre, senza alcun merito mio, per tua sola grazia, Signore. Ti ringrazio, Signore, perché sei lo sposo della Chiesa. Ci hai uniti in un solo corpo, anche se siamo imperfetti, anche se siamo infedeli, anche se ci dividiamo, litighiamo, anche se non diamo priorità a te, ma continuiamo a seguire idoli, Signore. Tu ogni giorno con amore ci riprendi con la tua parola e ci punti a te, che sei il solo vero Dio. Grazie che ci perdoni, grazie che rinnovi ogni giorno le tue benedizioni, ci proteggi e ci guidi. Grazie per aver benedetto grandemente questa comunità, Signore, e tutte le nostre comunità. Grazie per quello che fai per tutti i cristiani nel mondo, vicini e lontani. Grazie che sei vicino a chi soffre, a chi è perseguitato. Grazie per i missionari che guidi per tutto il mondo. Grazie, Signore, perché ci insegni a pregare. E grazie perché ascolti le nostre preghiere. Signore, io ti prego, fa che questa comunità possa essere grata dell'anno che ci hai dato e che possiamo camminare sempre più vicini a te, fedeli e obbedienti. E ti prego, Signore, che tu possa riempire questa comunità, che noi possiamo andare fuori, essere missionari a Treviso e nel mondo, e che possiamo portare la luce salvatrice del tuo Vangelo in tutto il mondo, Signore. Non siamo noi che salviamo, ma è la potenza della tua parola che salva. Sei tu che salvi, Gesù. E noi ti preghiamo, rendici i tuoi strumenti in questa meravigliosa salvezza. Nel potente nome di Gesù. Amen. Ora ci sarà il momento di decime, di offerte, in cui possiamo contribuire all'opera del Signore. Quindi se avete desiderio di contribuire, se avete piacere, fatelo pure. Il Signore ci dà tanto ed è giusto che restituiamo parte di quello che ci dà. Ora alziamoci in piedi, lodiamo insieme e offriamo la nostra lode e la nostra adorazione al nostro Dio. Tu sei santo.
Tu sei santo, santo è il Signore, Dio grande, degno è l'agnello, degno è l'agnello. Padre, ti ringraziamo per questo momento, ti ringraziamo perché tu sei qui, ti ringraziamo per le decime offerte, Padre, che tu possa essere presente durante questi ultimi giorni del 2025, Padre, che tu possa essere presente in mezzo alla Chiesa, nel nome di Gesù, amen. Potete sedervi. Ok, mi sentite? Ok, grazie. Un po' di avvisi qua, vediamo. 31 già abbiamo parlato qua, culto di Capodanno, faremo come l'anno scorso, ok? Inizia verso le 22 e fino a mezzanotte staremo qua in adorazione al nostro Signore, predicando, ascoltando, in preghiera, in adorazione, in lode. E mezzanotte staremo in ginocchio qua come Chiesa, ringraziando e anche chiedendo a Dio le benedizioni prossimo anno, ok? Dopo staremo mangiando, ok? E bevendo, che ogni famiglia possa portare qualche piatto caldo di casa, caldo, arrivare qua, possiamo riscaldare dopo, lasagna, pasta, qualche riso, una carne, ok? Sarà un po' diverso, ma portate qualcosa che possiamo mangiare, stare assieme, e dopo staremo qua finendo questo periodo fino alle 3, alle 4, non so che ora, anche come abbiamo fatto l'anno scorso, giocando e divertendosi un po', ok? Così staremo qua fino a non so che orario, ma staremo tutti assieme qua come Chiesa, ok? Culto di Capodanno. L'altro avviso, c'è Pamose lì? Vediamo novamente questo video, è quello che noi stiamo offertando quest'anno dell'opera missionaria, Maialini, staremo usando anche lì. La scuola Pamosi, che in lingua locale significa insieme, ha trasformato vite a Wambo, in Angola. Pamosi è un faro di inclusione. Accoglie bambini sordi, ciechi, con sindrome di Down e studenti in condizioni di vulnerabilità sociale. In un paese dove solo il 20% della popolazione sorda ha accesso all'istruzione, Pamosi offre un'educazione di qualità e per molti l'unico pasto caldo quotidiano. Oggi il sogno di Pamosi sta crescendo. Stiamo costruendo una nuova scuola, una struttura meravigliosa pensata per espandere la nostra missione. L'opera sta avanzando rapidamente. Abbiamo un'ampia area murata che garantirà sicurezza e spazi dedicati come il Salone delle Arti, quasi pronto per accogliere i nostri studenti. Ogni dettaglio è curato con attenzione, in un lavoro manuale e artigianale che rispetta la cultura locale. La nostra nuova struttura include una reception accogliente e il tradizionale Django. Il Django sarà il luogo dove la comunità si riunirà per discutere e crescere insieme. Accanto stanno prendendo forma il blocco delle aule, la cucina e i servizi, che saranno utilizzati anche per corsi professionali.
L'obiettivo finale è offrire le condizioni per l'integrazione, permettendo a ogni persona con disabilità di scoprire la propria vocazione e prepararsi per il mercato del lavoro. Questo progetto è reso possibile dalla generosità e dall'impegno di persone come te. La tua contribuzione è fondamentale per trasformare questo sogno in realtà. Come recita il nostro motto, Pamosi, Onjoy Yetu. Il nostro sogno insieme si sta realizzando. Aiutaci a completare la nuova scuola e a continuare a trasformare vite. Sostieni il progetto Pamosi. Due anni fa, con i bambini con la difficoltà uditiva, dopo con bambini ciechi, dopo con bambini con síndrome di Down e dopo con bambini che non avevano nessuna deficienza, nessuna difficoltà. E questa scuola è cresciuta e oggi sono più di 200 bambini. Così stiamo appoggiando questo ministero lì in Angola e che quello ricavato qua noi possiamo anche dare un grande appoggio, ok? Così io sostegno per questi missionari, ok? Gli altri avvisi Capodanno, non dimenticare i dolci, ok? Mi hanno appena scritto, ok? Anche i dolci, portare tanti dolci, ok? Vogliamo che la Chiesa esca di qua con la bocca molto dolce qua, ok? Con le parole molto dolci, ok? Gli uomini, abbiamo bisogno adesso almeno di 4-5 uomini per portare i tavoli qua, no? Così dopo Astrid fa vedere dove sono i tavoli. Gli uomini, per favore, non andate via, almeno dobbiamo portare una decina di tavoli qua dentro della sala culto oggi, ok? Per lasciare tutto pronto. Ok, per finire, Alessia, vieni qua con Emanuele, porta Emanuele. Loro vogliono dare una parola alla Chiesa qua, ok? Sì. Passa la parola a lei? A te? Ci sposiamo. Sì, questa è la parte cosa. Ci sposeremo qui, in questa chiesa, in questa struttura, a orario culto, e sarà la prima domenica di febbraio, che è domenica 1 febbraio, alle ore 10:30 qui. La comunità è tutta invitata alla cerimonia che sarà qui. Sarà un nostro gran piacere, poi lo diremo alle comunità di Belluno, Conegliano, Padova, quindi venite numerosi, vi aspettiamo, sarà un momento molto emozionante e sarebbe meraviglioso condividerlo tutti quanti insieme, e quindi grazie per quello che questa comunità ci ha dato in tutti questi anni, e grazie a chi sarà presente, un grazie più piccolo a chi non sarà presente. E niente, è molto bello, sono molto emozionato, siamo molto emozionati, e niente, predicherà il pastore. Se la predica è brutta sapete con chi prendervela. E grazie a tutti, Dio vi benedica. Amen. Preghiamo. Sarà prezioso e si è dimenticato, dopo loro stanno scoprendo dove sarà un ristorante per 300 persone, ok? Questa è una battuta. Ok, no. Ma sarà bello qua, sarà una bella esperienza per noi come Chiesa, anche insieme a loro e alla loro famiglia e amici che saranno qua con noi, ok? Stiamo aspettando più o meno quasi 300 persone, no? Sarà la Chiesa piena qua e piena di gioia. Preghiamo e finiamo il culto. Grazie, Padre, per questo momento, grazie per quello che tu ci fai. La vita di Alessia e di Emanuele appartengono a te. Benedici. Una camminata, una storia, una preparazione, che questo periodo, questo mese di gennaio sia ricco di saggezza tua, Padre, per preparazioni, di sapere gestire tutto questo periodo, questa situazione, anche per il loro viaggio, Padre. Guida, benedici loro e guida in questa nuova storia, e che noi come Chiesa possiamo stare sempre a fianco a loro, come appoggio, come sostegno, e di essere una famiglia. Grazie per la loro storia, per la loro vita. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Potete andare a porta a salutare tutti. Okay? Grazie. Ok, buona domenica a tutti. Ciao.